Confronto centrale dal Savio, la sesta corsa, un miglio per cavalli di 3 anni che vede al via 6 concorrenti, 1 Aloha B, 2 Ace of Art, 3 Aloha Bay, 4 Ambramatto, 5 Arilest, 6 Annie Pan. Favori per l'unico maschio del campo, Arilest, numero 5, Marco Stefani in sediolo. Alternativa principale, Ambramatto, insieme ad Aloha B. Macchina che completa la piegata e si appresta a lanciare i concorrenti. Cerca di emergere subito Ambramatto. 4 cavalli a ventaglio sulla prima curva. L'errore intanto di Ace of Art e passa Numero così 2, Ambramatto. Ha sbagliato anche Arilest. Squalificato. E così in vantaggio Ambramatto nei confronti di Aloha B, terza posizione Numero per 5, Annie Pan, Arilest, poi Aloha Bay, la squalificato. squalifica anche per Arilest, esce così di scena il favorito. E 400 metri completati in 29,7 da parte di Ambramatto, che guida dopo 500 metri di gara, sarà sotto Aloha B, mentre gli altri cercano di riportarsi in scia. 44,8 il passaggio ai 600 davanti alle tribune, in vantaggio Ambramatto nei confronti di Aloha B. In terza posizione segue Annie Pan che precede Aloha Bay, intanto 800 iniziali in 59,3. Si affronta la penultima piegata, il quartetto procede abbastanza raggruppato ora, sempre condotto da Ambramatto che va a completare 1 chilometro in 1:14,6. Nella scia c'è sempre Aloha B, poi Annie Pan, quindi Aloha Bay. 500 alla conclusione, situazione che non cambia tatticamente, i 4 sempre in fila indiana con la leader che continua a fare andatura. 14,3 la frazione. Ora sposta dalla terza posizione Annie Pan, anticipata però da Aloha B. In vantaggio Ambramatto al completamento della piegata. Avanzano Aloha B e Annie Pan, mentre all'interno cerca anche di lanciarsi Aloha Bay. Retta d'arrivo con Ambramatto che allunga ancora nel finale dopo un 15,4. È in grado di concludere bene nei confronti di Aloha B, che precede Annie Pan, protesa all'esterno. 1:14,4, 34 ancora a chiudere. La vittoria per Ambramatto, Martin Levakovic in sediolo. Training di Francesco Facci.